però mi domando una cosa, se gioca Israele serve l'obolo da pagare? Allora diciamo quando gioca qualsiasi nazionale, qualsiasi partita dobbiamo dare, figuriamoci, aiutare le persone in guerra e chi è sotto la guerra, aiutiamole tutte, ma non è che se gioca Israele bisogna pagare l'obolo, se gioca qualcun altro no. Resta alta l'asticella dopo il mancato patrocinio da parte del comune di Udine in occasione della partita di Nation League tra Italia e Israele in programma allo Stadio Friuli il prossimo 14 ottobre. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, rimarca la differenza tra sport e politica, rimanendo disponibile a concedere il patrocinio all'evento se richiesto dalla Federcalcio. Scelta scorretta, secondo il governatore, quella fatta dall'amministrazione comunale udinese. La nazionale israeliana ha tutta la dignità che le compete e per tutto il Friuli Venezia Giulia è un onore ospitare un avvenimento di tale importanza e rilevanza internazionale. Stiamo parlando di nazionali di calcio che nulla hanno a che fare con scelte di uno o dell'altro governo. È una discriminazione palese. Io su questo penso che sia profondamente scorretta una posizione di questo tipo. Penso che Israele abbia tutta la dignità di giocare una partita ed è un onore per noi ospitare Italia e Israele come Friuli Venezia Giulia e ribadisco la disponibilità di dare il patrocinio senza dover pagare nessun obolo, perché è come se gioca Israele allora bisogna pagare. Ma guardate che è un ragionamento assurdo. Io su questo sono contrario, stiamo veramente andando a degradare qualsiasi concetto di democrazia, di rispetto reciproco.